Profumi, sapori, degustazioni, show cooking e prodotti d'eccellenza. È il formaggio re assoluto delle preparazioni gastronomiche. È stato un successo senza precedenti quello dell'attetissima 21ª edizione della Sagra del Formaggio svoltasi il 9 giugno a Santo Stefano di Quisquina, che in una calda e assolata giornata estiva ha registrato la presenza di un grande numero di bus Gran Turismo. Sono stati infatti in migliaia i turisti che hanno invaso il comune montano per apprezzare il prodotto locale, ma vieppiù conoscere i molteplici aspetti che caratterizzano Santo Stefano sotto il profilo storico, religioso, ambientale e turistico in generale. Musica, casari, chef, preparazioni gastronomiche live, folklore e tradizioni popolari, rivisitazione gourmet della cucina siciliana e piatti innovativi elaborati proprio in occasione della Sagra del Formaggio, tecniche di preparazione dei prodotti caseari, ma anche l'albergo diffuso, l'eremo di Santa Rosaria, il parco dei Monti Sicani. Mille motivi, insomma, per farne meta di turismo, che oramai da qualche anno registra anche importanti numeri, così come ci spiega il sindaco Francesco Cacciatore. Sindaco, una Sagra del Formaggio riuscitissima, pullman di turisti che arrivano da tutte le parti, prodotti d'eccellenza, qual è il segreto? Ma Santo Stefano Quisquina ancora una volta si conferma veramente una vetrina straordinaria per i prodotti agroalimentari dei Monti Sicani. Noi su questa manifestazione ci abbiamo scommesso già da parecchi anni, perché non vuole essere solo un momento di festa. Sì, è un momento di festa, oggi è una bella giornata anche da un punto di vista climatico, di 34 gradi dico, al sole. Comunque è una giornata molto bella, anche perché ci riconfermiamo come, diciamo, un polo attrattivo anche da un punto di vista turistico. Stiamo confermando quelle che sono le nostre peculiarità straordinarie da un punto di vista naturalistico, ambientalistico. Oggi mi dicono che tanti sono i pullman che stanno visitando il nostro eremo della Quisquina, tanti sono i pullman al Teatro Andromeda dello scultore Lorenzo Reina, tanti sono i turisti che stanno affollando il nostro centro storico per degustare le nostre eccellenze agroalimentari. Eccellenze, lo voglio ricordare, quest'anno 2 dei nostri caseifici sono stati riconosciuti come il miglior pecorino DOP della Sicilia. Questo naturalmente non ci fa dimenticare e non ci fa riflettere su quelle che sono le criticità che stanno riscontrando le nostre aziende, un momento di crisi non solo per gli enti locali ma anche per le nostre attività. Pochi giorni fa abbiamo ospitato presso la sala consiliare gli allevatori che hanno fortemente protestato per il prezzo del latte. Noi siamo stati a fianco dei nostri allevatori, vogliamo essere a fianco anche da un punto di vista culturale, anche da un punto di vista produttivo. Siamo stati presenti alle fiere di Milano, a fare la cosa giusta, alla fiera del Mediterraneo, siamo stati presenti anche ieri sera con un momento culturale importante. Abbiamo inaugurato una bellissima mostra di giovani artisti locali, una mostra fotografica intitolata Di giovani, di pietre, di pastori, proprio per essere nel solco con la nostra attività amministrativa. Santo Stefano di Quisquina si apre molto a un tipo di turismo che è essenzialmente anche esperienziale, una nuova frontiera del turismo. Assolutamente sono d'accordo con lei, ha centrato benissimo quello che è il nostro programma amministrativo, lo è stato nel mio primo mandato, poi gli elettori ci hanno premiato anche per questo, perché noi abbiamo sistematicamente scommesso su 2 segmenti turistici importanti. Noi non abbiamo altro, abbiamo l'aria, abbiamo l'acqua, abbiamo le nostre bellezze naturalistiche. Ecco perché abbiamo e siamo stati uno dei primi, il secondo comune in Sicilia a voler scommettere, siamo stati l'ente attuatore dell'albergo diffuso, l'albergo diffuso Quisquina, che oggi è gestito egregiamente dalla Proloco. Anche le strutture ricettive si sono incrementate, oggi abbiamo gli hotel a 4 stelle, abbiamo tanti B&B, così come stiamo scommettendo sull'altro segmento turistico che per noi ha una valenza straordinaria. Il turismo, diceva lei, esperienziale e il turismo conseguentemente il turismo religioso, la Magna Via Francigena con cui abbiamo stipulato un protocollo d'intesa che tocca l'eremo di Santa Rosaria alla Quisquina e poi, fatemi dire, l'eremo di Santa Rosaria alla Quisquina, considerando che siamo il punto di partenza che congiunge poi Monte Pellegrino di Palermo. Ecco, tutti questi elementi la fanno da corollario e fatemi dire poi la bellezza del Parco dei Monti Sicani che speriamo possa decollare definitivamente.